La Lega Serie A ha deciso. La data scelta per la ripresa del campionato sarà sabato 13 giugno. A dare la notizia è un comunicato ufficiale che recita: per quanto riguarda la ripresa dell'attività sportiva è stata indicata, in ossequio alla decisione del governo e in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori, la data del 13 giugno per la ripresa del campionato. La decisione è stata presa durante un'assemblea convocata d'urgenza dedicata al tema dei rapporti con i broadcaster e alla ripresa della competizione nazionale. Se la ripartenza dovesse passare, l'attuale bozza di calendario prevede partite ogni 3-4 giorni, con la conclusione del campionato il 2 agosto e pause soltanto per disputare le semifinali di ritorno e la finale di Coppa Italia, fissate rispettivamente il 1° e il 22 luglio. C'è aria di tensione tra la Juventus e Adrien Rabiot. Il centrocampista, ora in Costa Azzurra, non è ancora tornato in Italia per completare i 14 giorni di isolamento necessari prima della ripresa del lavoro collettivo, come invece hanno fatto i suoi compagni all'estero. Tutti tranne Higuaín, che però si trova ancora in Argentina per motivi familiari compresi dalla società. Sebbene gli allenamenti per ora siano facoltativi, l'atteggiamento del giovane francese non ha fatto piacere alla dirigenza bianconera e sembra che tra le parti si sia creato un muro. Alla base di questi problemi ci sarebbe lo scontento di Rabiot dovuto al taglio degli stipendi. Il giocatore infatti non è stato felice di rinunciare a parte del suo ingaggio da 7 milioni l'anno. Ora sembra che Adrien stia per tornare, ma la domanda che si fanno in molti è: i rapporti con la Juve sono stati definitivamente compromessi? La Ferrari ha annunciato nelle scorse ore l'addio di Sebastian Vettel e già il mondo della Formula 1 si sta interrogando su chi sarà il suo sostituto. I nomi più gettonati sono due: Daniel Ricciardo della scuderia Renault e il favorito Carlos Sainz. Classe 1994, il pilota spagnolo ha debuttato nel Circus nel 2015 con la Toro Rosso, prima di trasferirsi alla Renault 2 anni dopo. L'anno scorso è approdato in McLaren, dove sta ottenendo ottimi risultati. Vista la giovane età, i margini di miglioramento sono molto ampi e forse la casa di Maranello vuole proprio questo: puntare su un nome che possa crescere e che possa affiancarsi bene a un top driver come Leclerc. Continuano le indagini riguardanti il tragico incidente in elicottero che ha portato alla morte Kobe Bryant, sua figlia Gianna e altre 7 persone. La moglie del cestista Vanessa Bryant ha citato in giudizio il pilota, anche lui deceduto, Ara George Zobayan, e la Highland Express. Ma i legali del pilota e della compagnia di elicotteri concordano nell'affermare che la responsabilità dell'incidente ricade su Kobe Bryant e sui suoi compagni, perché consci del pericolo che correvano nel volare nonostante una fitta nebbia, hanno comunque deciso di intraprendere il viaggio rischiando incidenti e lesioni.